Benvenuti a Curarsi in Sicilia, il format TV promosso da Insanitas e dal DASOE dell'assessorato regionale alla salute. Siamo negli studi TV di Collage insieme a un ospite e uno in collegamento con i quali parleremo della buona sanità in Sicilia e perché in alcuni casi non è necessario recarsi fuori dalla nostra regione per avere delle cure. Siamo in compagnia qui in studio del dottor Livio Blasi, benvenuto. Grazie. Dell'unità operativa complessa di oncologia medica dell'ANAC Civico di Palermo e coordinatore dell'AIOM della regione siciliana, e in collegamento abbiamo il professor Vincenzo Adamo, coordinatore della rete oncologica siciliana. Io a questo punto Buongiorno a tutti. la parola al professor Adamo, il quale può fornirci un quadro anche supportandolo insomma con dei dati della situazione in Sicilia. Sì, certamente. Intanto, ripeto, buongiorno e grazie di questa opportunità. Questo progetto è molto interessante e lo condivido fortemente. Curarsi in Sicilia. Sono stato sempre un fautore di questo, ma oggi gli elementi ce li abbiamo in maniera importante. Come coordinatore della rete oncologica siciliana posso certamente dare un dato significativo di quello che si è fatto in questi ultimi anni con la rete, da quando nel 2019 abbiamo avuto una rivisitazione delle modalità di organizzazione della rete con due momenti essenziali: la formulazione e poi naturalmente i decreti assessoriali dei PDTA più importanti, delle più importanti patologie tumorali di maggiore incidenza come polmone, ovaio, mammella, coloretto e prostata, e contestualmente l'avvio di quelli che sono stati i gruppi multidisciplinari, che sono stati l'elemento fondamentale, basilare di un buon funzionamento del PDTA. Che cosa abbiamo ottenuto? Abbiamo lavorato molto su questo aspetto e io vi porto già direttamente, perché la domanda che lei mi pone è: ma ci si può curare in Sicilia? Che novità ci sono? Io la porto direttamente verso un dato di oggi, quindi il rapporto 2023, il quinto rapporto di Agenas, che ha fatto la valutazione delle reti oncologiche regionali di tutto il territorio nazionale, fra cui naturalmente anche la nostra rete. Siamo stati considerati una rete virtuosa che ha lavorato bene negli ultimi 2 anni in una maniera positiva, con 2 indicazioni importanti: la riduzione dell'indice di fuga, quindi la migrazione passiva. Siamo riusciti a contribuire a questo, stiamo riuscendo a contribuire a questo. E l'altro aspetto importante è la presa in carico del paziente, cioè quello che si evince dalle tabelle. Sono 450 pagine di rapporto, 56 dedicate alla regione siciliana, così come tutte le altre regioni. Se si vanno a guardare le curve e i dati, si vede chiaramente che questi 2 aspetti, il recupero sulla fuga, quindi sulla migrazione passiva, e l'altro aspetto, quello di avere incorporato, incamerato il paziente nei percorsi, sono stati gli elementi più positivi che sono venuti fuori, in particolare su alcune patologie. Il tumore della mammella, senza dubbio, con le 17 breast unit attive in Sicilia, il 95% delle donne negli ultimi 2 anni sono state curate dentro i percorsi delle breast unit, e così anche per il tumore del polmone, per il tumore dell'utero, per il tumore dell'ovaio, per il tumore del coloretto. Abbiamo qualche criticità, ma avrò modo di naturalmente di dirla, credo, nel corso di questa nostra chiacchierata. Grazie mille professore, grazie anche per le informazioni dettagliate che ci ha fornito. A questo punto chiedo al dottor Blasi di scendere un po' di più nel dettaglio. Il professore ha fatto un quadro un po' più generico, invece quali tra queste patologie oncologiche vengono trattate, insomma, e anche in che modo, se possiamo appunto scendere un po' di più nel dettaglio. Ok, grazie, un saluto a tutti. Sicuramente le patologie elencate dal professore Adamo sono quelle in cui abbiamo già dei PDTA regionali, dove noi ci dobbiamo attenere.
naturalmente a secondo poi della specificità del centro ospedaliero. Ed è molto interessante che non abbiamo soltanto questo in cantiere. Ultimamente stiamo lavorando sui tumori cerebrali, sul glioblastoma in particolare. Abbiamo fatto già una prima riunione di un team di esperti dove stiamo cercando di mettere su appunto il PDTA, anche regionale, in una patologia che oggi immancabilmente deve essere inquadrata da un team di professionisti. Quindi ecco che qua la multidisciplinarietà fa la sua parte importante, perché oggi non si può più trattare un paziente anche con glioblastoma se non abbiamo al tavolo gli oncologi, i radioterapisti, il chirurgo, il biologo molecolare, l'anatomopatologo e altre figure, perché tipo ad esempio i nutrizionisti, i riabilitatori, sono tutte figure importantissime per andare a trattare questo tipo di pazienti. Anche perché è cambiata anche la classificazione dei tumori cerebrali, è cambiata in particolare quella dei glioblastomi, dove dobbiamo andare ad analizzare quindi tutta una serie di molecole, perché sono delle molecole importanti che ci possono dare anche danno un'indicazione sulla prognosi e quindi ci danno anche un'indicazione di come vanno questo tipo di tumori e anche sull'atteggiamento terapeutico che noi dobbiamo attuare. Quindi ecco qua la grande integrazione anche in questo tipo di patologia. Non ci dobbiamo dimenticare anche che ci sono anche delle altre terapie che potremmo utilizzare. Si sta cominciando a capire un pochettino di più, ma aspettiamo le varie rimborsabilità del prossimo futuro, ad esempio di trattamenti con campi elettrici come il nuovo TTF, per esempio, perché ancora non c'è la rimborsabilità e anche nelle nostre linee guida IOM non è riportato l'utilizzo rutinario di questa tecnologia in associazione sempre a radioterapia e a chemioterapia, naturalmente nel trattamento del glioblastoma, e quindi in attesa di questo magari può essere possibile ad personam, sempre partendo da un gruppo multidisciplinare e magari passando giustamente anche dalla rete oncologica o dal Molecular Tumor Board, affinché si possa fare questo tipo di trattamento rimborsato poi dalle aziende sanitarie. In Sicilia mi sembra che è partito proprio un caso della provincia di Catania. Quindi ecco che il glioblastoma in questo momento è di grande attenzione, anche perché i numeri ci sono, sta aumentando l'incidenza verosimilmente anche per il miglioramento delle tecnologie che noi abbiamo, quindi degli esami strumentali che ci permettono di fare sempre diagnosi molto più raffinate per quanto riguarda questo tipo di patologie, che rimane ancora oggi purtroppo a prognosi non tanto buona. Però se andiamo a lavorare sui fattori di cui sopra, genetici, possiamo sicuramente dare delle possibilità in più al paziente, migliorando anche il sistema terapeutico. Certo, anche perché appunto abbiamo fornito, il professore in particolare ha fornito dei dati, delle percentuali, ma ricordiamo sempre che dietro questi numeri ci sono delle persone. Ricordiamo appunto che dietro questi numeri certo, anche perché appunto diciamo che dietro questi numeri ci sono sicuramente delle persone. Professore, parliamo appunto di rete, di attenzione al paziente. Cosa possiamo aggiungere a riguardo? Sì, io riprendo proprio quello che ha detto lei e che ha detto anche il dottore Brasi, Livio, perché senza dubbio in questa multidisciplinarietà, che è fondamentale insieme al percorso diagnostico terapeutico, quello che appunto definito PDTA, la centralità del paziente è essenziale ed è assolutamente diciamo il primo elemento di un buon percorso. Il paziente è consapevole di questo. Il dato importante è che anche in Sicilia il paziente comincia a essere consapevole che entra in un percorso controllato, in un percorso dove l'attenzione è massima nei suoi confronti. Però desideravo anche dare due aspetti. Da un lato abbiamo avuto questo plauso, chiamiamolo così, anche se questo non vuol dire mettersi una stellina nel petto, bisognerà continuare a lavorare molto
è bene ancora, questo ci deve essere, anzi ci viene diciamo così, da spinta ulteriore. Ci sono due aspetti che però andremo a verificare e su cui lavoreremo in maniera molto forte, stiamo già lavorando in questi mesi. L'aspetto della informatizzazione della rete, quindi noi il salto di qualità lo faremo ancora meglio nel momento in cui avremo la piattaforma informatizzata che ci metterà tutti in collegamento e in particolare metterà in collegamento il medico di medicina generale con lo specialista, quindi con lo specialista della rete, con lo specialista del centro di riferimento che appartiene alla rete. A quel punto sarà molto più semplice anche per il medico di medicina generale, perché i pazienti arrivano da lì, il primo contatto ce l'hanno col medico di famiglia nella maggior parte dei casi, e sapere che c'è una piattaforma informatizzata dove può fare un click e trovare su una leggenda scritto che c'è un GOM sul polmone, ci sono 5 GOM in attività sul polmone su varie parti della Sicilia, e magari c'è la città di riferimento di quel paziente o la città più vicina di riferimento a quel paziente. Sarà molto più semplice non uscire da questi percorsi per continuare a dare un supporto alla riduzione della migrazione passiva. Il dato è fondamentale questo, e noi siamo vicini perché abbiamo un accordo che ormai è quasi alla conclusione, e speriamo nei prossimi 2 o 3 mesi di avere la piattaforma informatizzata attiva per tutta la rete oncologica siciliana. Voglio aggiungere ancora questo, se ho un momento, che accanto a questo l'ha già accennato Livio, diciamo in simbiosi con la rete, perché di fatto fa parte della rete, lavoro in Molecular Tumor Board, che è un'altra piccola rete, è una rete dei laboratori che fanno NGS, dei laboratori che fanno profilazione genomica. Noi in Sicilia siamo avanti rispetto a tante altre regioni. Io vi posso già dare un dato: abbiamo profilato, perché lo so già, perché abbiamo tirato fuori i dati del 2023, abbiamo profilato in Sicilia quasi 5.000 pazienti, hanno fatto la profilazione genomica. Quindi la Sicilia non è arretrata, la Sicilia è presente anche con questo aspetto. E come ha detto Blasi, Livio, la profilazione genomica, cioè lo studio delle mutazioni, ci serve a capire che tipo di tumore abbiamo per fare la terapia più precisa possibile, più mirata possibile. E noi oggi questo non è un futuro, è già una realtà. Il futuro sarà un miglioramento ancora di tutto ciò. Questi sono messaggi che devono conoscere le persone, perché è quello che stiamo facendo. Grazie mille, è bella questa conclusione che ha detto, che siamo già nel presente, non nel futuro. Dottore, cosa possiamo dire, cosa possiamo aggiungere al riguardo, visto che il tema è quello di contrastare la mobilità passiva? Ma già il professore ha detto il futuro è oggi. Il futuro è oggi, lo dobbiamo mettere alle spalle e dobbiamo guardare oltre, quindi dobbiamo andare oltre il futuro, e noi lo stiamo facendo. Stiamo facendo perché siamo impegnati su tanti tavoli per poter gestire tutte le patologie oncologiche, e naturalmente dopo che abbiamo profilato tutti questi pazienti, veramente in Sicilia il paziente può rimanere tranquillamente, perché avrà le migliori terapie che ci sono oggi sul campo. Attenzione, io dico sempre, centralità del paziente è fondamentale, la qualità delle cure ci sono. Secondo me dobbiamo umanizzare un pochettino la parte logistica, gli ambulatori, queste cose qui, questo è importante, ma non umanizzare noi, attenzione, a umanizzare i locali, perché noi di umanizzazione siamo umani, già naturalmente, quindi umanizziamo un pochettino meglio, e quindi il paziente non ha veramente più motivo di spostarsi dalla Sicilia per andare fuori, perché qui veramente abbiamo tutto, e facciamo una grande fatica, perché ogni giorno i nostri collaboratori si riuniscono per tutti questi team multidisciplinari che abbiamo, e quindi tutti i pazienti vengono, e poi si parla una sola lingua. Questa è la cosa principale, dobbiamo parlare una sola lingua, che ben venga l'informatizzazione, così sappiamo che in tutta la Sicilia si parla una sola lingua, le decisioni sono quelle, e il paziente non si trova nemmeno scosso nel sentire 2 campane. Certo, chiaro.
A questo punto ringraziamo i nostri ospiti per aver fornito questo quadro e anche per aver informato e per aver illuminato su quelle parti che magari sono oscure ai più che non ero al corrente di questo tema. Grazie al dottor Livio Blasi per Grazie a essere voi per stato con noi l'invito. in studio Grazie a e voi. grazie al professor Adamo che appunto ha partecipato al Grazie a voi collegamento. per il graditissimo invito e la bella iniziativa. Complimenti. E grazie a chi ci ha seguito con attenzione.